buon Natale dalla TG Sicilia. Le principali notizie. Da Palermo un messaggio di speranza dell'arcivescovo Lorefice nell'omelia in cattedrale. Basta con l'oppressione e la violenza, esplodano liberazione e pace. Spaventoso naufragio al largo del Mediterraneo, dispersi 116 migranti erano a bordo di un barcone partito dalla Libia. C'è un unico sopravvissuto, tratto in salvo da un pescatore tunisino. Palermo ricorre alla vigilanza privata contro la movida violenta. 5 pattuglie nel pomeriggio, 6 di notte affiancheranno le forze di polizia, ma è subito polemica. Con i suoi 22 chilometri di costa, scogliere e spiagge, Scicli, conosciuto anche per aver fatto da sfondo alle celebri imprese del commissario Montalbano, oggi si candida a prima capitale del mare italiano. Tra le tante iniziative di questo Natale, a Catania il tradizionale pranzo della comunità di Sant'Egidio per chi è in difficoltà. Tra i 700 commensali anche l'arcivescovo e l'imam. Sempre a Catania la polizia porta i regali ai piccoli pazienti del Policlinico. All'Umberto I di Siracusa, supereroi in corsia. Al Massimo Bellini di Catania, Mario Inculline e i Lautari hanno proposto un racconto musicale e teatrale ricco di emozioni, La cantata dei pastori, musica popolare nel Tempio della Lirica. Calcio emergenza difesa nel Palermo che sabato, nell'ultima gara del 2025, sfiderà il Padova al Barbera. Inzaghi almeno spera nel recupero di uno tra Pierozzi e Berezinski. In Serie C Catania guarda al nuovo anno con l'obiettivo di crescere ancora. Trapani e Siracusa sono invece alle prese con delicate questioni societarie che potrebbero portare alla penalizzazione per entrambe. Trovati ancora auguri da Palermo, un messaggio di speranza dell'arcivescovo Lorefice nell'omelia in cattedrale. Basta con l'oppressione e la violenza, dice, esplodano liberazione e pace. Marco Gullà. Dalla lotta al crack all'abbraccio ai genitori di Sara Campanella, di Roberta Siragusa, di Paolo Terranova, segnati dall'atroce e ingiusta morte dei loro figli. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella messa di Natale in cattedrale vuole mandare un nuovo messaggio di speranza per una città che quest'anno è stata travolta dalla cronaca in diversi episodi. Lorefice nella sua omelia dice grazie per gli abbracci ricevuti allo Zen e a Borgonuovo, nelle scuole dello Sperone e per le vie di Brancaccio e di Ballarò. Grazie ai giovani che si sono indignati e che hanno manifestato pacificamente per l'assurda violenza omicida e distruttiva che si è scatenata in Terra Santa. Deve esplodere anche a Palermo una cultura non dell'oppressione, non della violenza, ma della liberazione e della pace. Tutti ci dobbiamo impegnare, a maggior ragione se siamo cristiani. Una gratitudine a tutti e soprattutto a quei giovani che si sono indignati e hanno manifestato e lo hanno fatto pacificamente. Perché non si può dire no alla violenza con altra violenza, e li ringrazio e continuiamo a far partire dalle nostre labbra e soprattutto dalle labbra del cuore questa parola, pace, diciamolo a tutti e diciamolo a quelli che hanno in mano le sorti della famiglia umana, i grandi di questo mondo che ancora sembrano giocare con la guerra. Dobbiamo ripensare il nostro stare al cuore del Mediterraneo, a maggior ragione per noi che stiamo sulla zattera che è la Sicilia. C'è una sola parola, prima di tutto riconoscere l'altro e accoglierlo, poi tutto il resto. Così l'arcivescovo di Palermo Lorefice, purtroppo proprio nel Mediterraneo c'è stato un nuovo spaventoso naufragio, dispersi 116 migranti che erano a bordo di un barcone partito dalla Libia. C'è un unico sopravvissuto, tratto in salvo da un pescatore, Luca Ciliberti. Spariti nel Mediterraneo. Adesso si teme che 116 migranti partiti dalla Libia lo scorso fine settimana siano morti in mare.
All'alba del 20 dicembre Alarm Phone aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce e a bordo del quale c'erano 117 migranti partiti da Zuara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto sarebbe stato salvato da un pescatore tunisino. Secondo le informazioni ricevute, la partenza era avvenuta intorno alle 20 ora locale della sera precedente. Abbiamo tentato ripetutamente di contattare la barca tramite telefono satellitare senza successo, afferma la ONG tedesca. Le guardie costiere e le organizzazioni umanitarie sono state allertate nonostante non avessero una posizione GPS. Per tutto il giorno abbiamo continuato a cercare di raggiungere la barca tramite telefono satellitare e ancora una volta senza successo. Quando abbiamo contattato la Guardia Costiera italiana, dice Alarm Phone, hanno confermato di aver ricevuto la nostra mail, ma hanno immediatamente chiuso la chiamata senza fornire ulteriori informazioni o rassicurazioni. La cosiddetta Guardia Costiera libica, ricostruisce Alarm Phone, ci ha detto che il telefono non era stato salvato né intercettato e non c'erano barche tra il 18 e il 19 dicembre. La sera del 21 dicembre ha ricevuto informazioni di che pescatori tunisini avevano trovato solo un sopravvissuto su una barca di legno. Avrebbe dichiarato, quest'ultimo, di essere stato in viaggio da Zuara 2 giorni prima della tragedia. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza il tempo è peggiorato drasticamente, con venti che raggiungevano i 40 km/h. Il sopravvissuto sarebbe stato trasferito dai pescatori in un ospedale in Tunisia. Per gli altri sembra non ci sia più nulla da fare. Torniamo in Sicilia, Palermo ricorre alla vigilanza privata contro la movida violenta nel periodo delle feste. 5 pattuglie nel pomeriggio, 6 di notte affiancheranno le forze di polizia. Ma è subito polemica. Marco Viola. Polizia municipale e forze dell'ordine sono insufficienti e la città di Palermo ricorre ai privati per controllare centro e periferie durante le feste. Attraverso un affidamento diretto al gruppo Sicur Transport a partire dal pomeriggio della vigilia di Natale e per l'intero periodo delle festività natalizie fino al 1 gennaio 26 compreso, è in vigore a Palermo un servizio di vigilanza privata in alcune zone strategiche della città. Formalmente si tratta delle aree dove insistono immobili e strutture comunali o installazioni. I controlli scattano con una pattuglia di vigilanza privata in ognuna delle 5 aree sotto controllo stringente, ovvero Zisa Sferracavallo Mondello, Piazza Ungheria Teatro Massimo, Cattedrale Piazza Vittoria, Stazione Centrale Quattro Canti. Nella notte dopo le 20 le pattuglie diventano 6 e si aggiungono le aree di Borgo Nuovo CEP, Piazza Nascevi e la Lumia, teatro degli ultimi eventi, con una pattuglia che arriverà fino a via 20 settembre e Villa Trabia. Per il sindaco si tratta di un intervento tampone per rafforzare controlli e sicurezza nel periodo delle feste, dopo la constatazione dell'insufficienza delle forze disponibili. Ma per la consigliera del PD Mariangela Di Gangi si tratta di un insulto alla città, alla prefettura, a questura, forze dell'ordine e polizia municipale, oltre che al consiglio comunale completamente scavalcato, e ancora di una ulteriore conferma della inadeguatezza materiale e culturale di questa amministrazione. Scicli si candida a diventare la prima capitale italiana del mare. Con i suoi 22 chilometri di costa punta sulle sue borgate come leva identitaria, ambientale ed economica. Veronica Barbarino. 22 chilometri di costa con scogliere e spiagge, dalla foce del fiume Erminio fino a Punta Pisciotto, passando per Donna Lucata, San Pieri, Cavadaliga e Playa Grande, e il mare di Scicli, l'affaccio più lungo della provincia di Ragusa, noto ai molti per aver fatto da sfondo anche alle celebri atmosfere del commissario Montalbano, oggi si candida a prima capitale del mare italiana. L'iniziativa nazionale del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, punta a valorizzare il patrimonio marittimo e a rafforzare l'economia blu, in linea con le strategie europee e con il Piano del Mare 2023-2025. A partire dal 2026, infatti, il comune che otterrà l'ambito riconoscimento riceverà un finanziamento di 1 milione di euro, destinato a progetti di tutela dell'ambito marino, promozione culturale e sviluppo economico sostenibile. Scicli punta quindi sulle sue borgate, simbolo del legame storico e quotidiano tra la città e il mare, dove albe silenziose, barche dei pescatori e orizzonti senza confini raccontano l'anima più autentica del territorio. E adesso alcune delle più significative iniziative di questo Natale. Catania si rinnova il tradizionale pranzo della comunità di Sant'Egidio dedicato alle persone in difficoltà. Nella chiesa di San Nicolò l'Arena 700 commensali, compreso l'arcivescovo e l'imam.
Emanuela Corsi. Antipasti, pasta al forno, pollo e poi gli immancabili dolci natalizi. Il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio è tutto all'insegna della tradizione. Nella chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania si rinnova l'appuntamento dedicato alle persone più bisognose per dare loro un pasto caldo da condividere con una grande famiglia. Questo appunto è un popolo che noi incontriamo tutto l'anno, sono gli anziani che vivono in istituto, le tante persone sempre di più che finiscono via per strada, la generazione dei 1.000 euro al mese, gli stranieri, i bambini di periferia e altri ancora. La Sicilia sta andando a due velocità: se da una parte la parte medio-alta della società cresce economicamente, i poveri aumentano, oramai questo lo sappiamo. Quest'anno sono oltre 700 i commensali, assieme a loro anche l'arcivescovo Luigi Renna e l'imam di Catania Keita della FID. Oggi sarà una festa per tutti però. Il Natale è per tutti, il Natale è una storia di piccoli, di poveri, di periferici che raggiungono Betlemme, e chi vuole vivere il Natale non può fare altro che seguire questo popolo che ritroviamo nel presepe, e allora vedere seduti in tanti con gioia a tavola, vedere il vescovo e l'imam, vedere il ricco e il povero che si abbracciano è un po' quello che Francesco d'Assisi immaginava quando ha fatto il presepe vivente. Ecco, un presepe vivente 2.0 potremmo dire. E anche quest'anno gli agenti della Questura di Catania e il Motoclub della Polizia hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Rodolico San Marco per portare loro un dono e un sorriso, bambini lontani da casa per sottoporsi a cure e terapie. Il questore Bellassai e gli agenti hanno donato ai piccoli anche alcuni gadget della polizia, suscitando emozione e entusiasmo tra i pazienti che hanno risposto con i loro sorrisi sorpresi per la visita della polizia in reparto. A Siracusa regali, sorrisi e allegria anche lì, in uno dei luoghi dove si vivono generalmente momenti difficili. Nei reparti dell'ospedale Umberto I sono arrivati i supereroi che fanno felici non soltanto gli ammalati più piccoli. Francesco Aloi. Fuori dai fumetti o dalla TV, i supereroi sono qui, dal vivo. Quando entrano nei reparti degli ospedali, chi è ricoverato per qualche minuto dimentica la sofferenza, sorridendo un po'. Qui siamo in pediatria, all'Umberto I di Siracusa. La nostra prima missione è quella di regalare un sorriso ai bambini, ma ovviamente non esistono solamente loro, ci sono anche altre persone. Infatti noi siamo autorizzati ad andare sia in geriatria che in ortopedia a Siracusa, ad Avola e a Lentini, ma oltre a questo svolgiamo anche svariate missioni, come per esempio siamo stati al Gaslini, siamo stati al San Marco, tutto quello che possiamo e riusciamo a fare per donare un sorriso. Loro sono i superheroes, volontari che hanno una mission in particolare: fare del bene regalando sorrisi, e per farlo bene sono più che preparati. Usufruiamo dell'aiuto di tutti gli psicologi, psicoterapeuti, qualsiasi persona che possa insegnarci qualcosa, e la formazione è appunto questo. Siamo tutti supereroi di qualcuno! E buon Natale! Evviva, auguri, auguri. E c'è dell'altro in questo Natale. A Cammarata apre un nuovo spazio dedicato alla storia e all'identità del territorio. Nell'ex chiesa di San Giacomo, inaugurato il Museo Immersivo dei Monti Sicani. Davide Sardo. Un viaggio tra immagini, suoni e contenuti digitali per raccontare storia, arte e natura dei Monti Sicani. A Cammarata, nell'ex chiesa di San Giacomo, è stato inaugurato il Museo Immersivo, un centro di interpretazione del territorio pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il percorso utilizza tecnologie multimediali e installazioni immersive per offrire un'esperienza dinamica e accessibile, capace di parlare anche ai più giovani. Un luogo dinamico, un museo dinamico che potrà sempre arricchirsi di nuovi contenuti che ci sveleranno sempre di più i segreti di questi luoghi meravigliosi di Cammarata, dell'intero territorio dei Sicani, e che grazie a questo spazio potranno essere raccontati in un unico luogo attraverso l'arte digitale e le nuove tecnologie.
Il museo immersivo è stato promosso dall'amministrazione comunale e realizzato da iWorld Eats con l'obiettivo di rafforzare l'offerta culturale e turistica di Cammarata. Qui racconteremo le tradizioni, le realtà del nostro territorio e mi auguro che chiunque visiterà questo museo possa conoscerle e poi avere la curiosità di andarle a visitare. Una nuova esperienza pensata per raccontare il territorio con strumenti contemporanei e offrire ai visitatori un modo diverso di conoscere luoghi e tradizioni. E da Cammarata torniamo a Catania con la cantata dei pastori. La musica popolare entra nel Tempio della Lirica per un omaggio alla Natività. Al Teatro Bellini, Mario Incudine e i Lautari hanno proposto un racconto musicale e teatrale ricco di emozioni. Orazio Longo. La novena di Natale si trasforma in un racconto musicale e teatrale che ripercorre i 9 giorni del faticoso viaggio di Maria e San Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Un cammino simbolico di attesa, fede e speranza nella dimensione di un messaggio di pace e fratellanza attraverso il canto, la musica e la parola. Al Teatro Massimo Bellini di Catania con la cantata dei pastori, progetto artistico di Mario Incudine e i Lautari con Antonio Vasta all'interno della stagione concertistica 2025-2026. La musica popolare con il repertorio delle novelle delle pastorali entra nel Tempio della Lirica regalando un momento di ascolto e di condivisione attraverso la memoria, la spiritualità e il racconto collettivo, spiega lo stesso Mario Incudine, voce narrante e regista dello spettacolo. In scaletta brani del repertorio classico e composizioni originali come Il Cunto di Erode, scritto da Mario Incudine per raccontare la strage degli innocenti. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, con il Palermo in piena emergenza per la gara di sabato contro il Padova e la voglia di crescere del Catania nel nuovo anno. State con noi, vi aspetto. Calcio, Palermo ancora al lavoro in vista dell'ultima gara del 2025 sabato al Barbera, quando arriverà il Padova. Problemi in difesa per il tecnico Inzaghi. Marco Gullà. Il Palermo chiede a Babbo Natale un regalo posticipato di qualche giorno. Sabato al Barbera arriva il Padova e la formazione di Inzaghi vuole chiudere con una vittoria il 2025 prima della sosta invernale. Il Palermo però rischia di presentarsi alla sfida con il Padova con un reparto difensivo ridotto all'osso. Le condizioni di Pierozzi e Beresischi, entrambi in dubbio e da valutare fino all'ultimo allenamento, tengono in sospeso le scelte di Inzaghi. Un'incertezza che pesa in modo particolare perché si innesta su un quadro già compromesso dalle assenze certe di Bani e di Achitè, fermati dal giudice sportivo dopo la trasferta di Avellino. Rebus di formazione, Inzaghi spera di recuperare quantomeno uno tra Pierozzi e Beresischi e avere quindi maggiore solidità in difesa. Sarà probabilmente l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, da capire se Inzaghi lo schiererà per qualche minuto o se lo lascerà ancora in panchina. Per Brunori si avvicina la Sampdoria. Dopo il match di sabato, il direttore sportivo Carlo Osti accenderà i motori del mercato. Il nome di Matteo Tramoni resta al centro del radar del Palermo, ma la trattativa appare tutt'altro che agevole. L'esterno offensivo del Pisa, reduce dal primo gol in Serie A contro il Cagliari, è uno dei giocatori più appetibili della rosa nerazzurra e un profilo seguito con attenzione anche dal club rosanero, che al momento mantiene un atteggiamento prudente. Il Pisa però chiede circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club rosanero. Il Catania si gode il primo posto in classifica sotto l'albero di Natale, ma anche la possibilità di crescere ancora nel 2026. Francesco Triolo.
Il primo posto in classifica non è il solo regalo che il Catania si è fatto sotto l'albero del 2025. Oltre alla fiducia, all'entusiasmo, alla voglia di tornare in altre categorie, perché la Serie C non basta più, come cantano i tifosi della curva, ci sono anche le basi strutturali per quello che dovrà essere il club del futuro. Il riferimento principale è a Torre del Grifo. Il centro sportivo nel 2025 è stato acquistato dal Catania di Pelligra e nel 2026 si conta di farlo diventare nuovamente la casa del calcio rosso-azzurro. Un impegno economico importante con uno sguardo al futuro e alle basi di solidità del club che vuole accompagnare la crescita anche sportiva. Quella compete alla squadra. Mimmo Toscana è un gruppo che sta dimostrando, nonostante le assenze, di poter competere ai massimi livelli del campionato, assenze che però dovranno essere colmate in sede di calciomercato, e lo sa bene la società, tanto che il direttore sportivo Pastore sta lavorando su più fronti, soprattutto in mediana e in attacco. Ma Toscano conta anche di recuperare qualcuno dei giocatori che nell'ultimo periodo non sono stati nel pieno della condizione. Raimo, Donnarumma e Pieraccini, per esempio, potranno considerarsi dei nuovi acquisti già a gennaio. Oltre a quelli che arriveranno, c'è anche Martic tra quelli fermati da infortunio, ma il difensore austriaco è uno dei possibili partenti anche per far posto a qualcun altro nella lista dei possibili tesseramenti. Se ne parlerà dopo le feste. Intanto il Catania si gode il primato e guarda al futuro con la speranza che sia a tinte rosso-azzurre. Giorni di riposo per Trapani e Siracusa, che torneranno in campo il 4 gennaio. Per le due squadre i temi attuali sono le penalizzazioni in classifica e il mercato. Sergio Colosi. In casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso del club Granata relativo alla penalizzazione di 8 punti, dopo il nuovo deferimento se ne attendono altrettanti, forse entro l'8 gennaio. A quel punto la classifica del Trapani cambierebbe anche tanto, dall'obiettivo play-off a quello di evitare la retrocessione. La ripresa degli allenamenti è fissata al prossimo 29 dicembre, ma sarà condizionata dal mercato. La società infatti ha stabilito di ridurre il monte ingaggi e alcuni big sono in partenza. Richieste per Canotto, Negro e Ciotti, ma anche Fischnaller e Di Noia. La vittoria del Siracusa nel derby contro il Trapani con il primo clean sheet stagionale è stato un piacevole e intenso intermezzo in una fase complicata in cui i temi principali sono pagamento di stipendi, penalizzazione e calciatori in partenza. La società avrebbe versato un acconto delle 2 mensilità senza contributi previdenziali. Al Siracusa potrebbero essere tolti da 4 a 6 punti, vanificando così gli ultimi risultati positivi. Richieste per Alma, Ba, Molina, Parigini e Valente. L'incertezza sul futuro societario, come nel caso del Trapani, potrebbe accelerare le cessioni. Prossimi appuntamenti di campionato il 4 gennaio, Siracusa Salernitana e Trapani Casarano. E noi ci fermiamo qui, grazie e ancora buon Natale da tutti noi del TG Sicilia. Bentrovati per questa edizione del telegiornale, vediamo insieme i principali titoli. Spaventoso naufragio al largo del Mediterraneo, dispersi 116 migranti che erano a bordo di un barcone partito dalla Libia. C'è un unico sopravvissuto tratto in salvo da un pescatore tunisino. Palermo ricorre alla vigilanza privata contro la movida sempre più violenta. 11 pattuglie divise tra pomeriggio e notte affiancheranno le forze di polizia. Scattano le polemiche. Un messaggio di speranza nel giorno di Natale arriva dall'arcivescovo Lorefice a Palermo durante la sua omelia in cattedrale. Basta con l'oppressione e la violenza, esplodano liberazione e pace. Tra le tante iniziative di questo Natale, a Catania il tradizionale pranzo della comunità di Sant'Egidio. Tra i 700 commensali anche l'arcivescovo e l'imam. Sempre a Catania la polizia porta i regali ai piccoli pazienti del Policlinico. All'Umberto I di Siracusa invece supereroi in corsia.
Con i suoi 22 km di costa, con scogliere e spiagge, Scicli, conosciuta anche per aver fatto da sfondo alle celebri imprese del commissario Montalbano, si candida a prima capitale del mare italiano. Al Massimo Bellini di Catania, Mario Incudine e i Lautari hanno proposto un racconto musicale e teatrale ricco di emozioni. Calcio, emergenza difesa nel Palermo che sabato nell'ultima gara del 2025 sfiderà il Padova al Barbera. In Serie C il Catania guarda il nuovo anno con l'obiettivo di migliorarsi. Trapani e Siracusa sono invece alle prese con delicate questioni societarie che potrebbero portare penalizzazione per entrambe. Bentrovati e ancora tanti auguri di buon Natale. In apertura la cronaca con un ennesimo naufragio al largo del Mediterraneo, dispersi 116 migranti che erano a bordo di un barcone partito dalla Libia. C'è un unico sopravvissuto tratto in salvo da un peschereccio, ci racconta tutto Luca Ciriberti. Spariti nel Mediterraneo. Adesso si teme che 116 migranti partiti dalla Libia lo scorso fine settimana siano morti in mare. All'alba del 20 dicembre Allarm Phone aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce e a bordo del quale c'erano 117 migranti partiti da Zuara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto sarebbe stato salvato da un pescatore tunisino. Secondo le informazioni ricevute, la partenza era avvenuta intorno alle 20 ora locale della sera precedente. Abbiamo tentato ripetutamente di contattare la barca tramite telefono satellitare senza successo, afferma la ONG tedesca. Le guardie costiere e le organizzazioni umanitarie sono state allertate nonostante non avessero una posizione GPS. Per tutto il giorno abbiamo continuato a cercare di raggiungere la barca tramite telefono satellitare e ancora una volta senza successo. Quando abbiamo contattato la Guardia Costiera italiana, dice Allarm Phone, hanno confermato di aver ricevuto la nostra mail, ma hanno immediatamente chiuso la chiamata senza fornire ulteriori informazioni o rassicurazioni. La cosiddetta Guardia Costiera libica, ricostruisce Allarm Phone, ci ha detto che il telefono non era stato salvato né intercettato e non c'erano barche tra il 18 e il 19 dicembre. La sera del 21 dicembre ha ricevuto informazioni di che pescatori tunisini avevano trovato solo un sopravvissuto su una barca di legno. Avrebbe dichiarato, quest'ultimo, di essere stato in viaggio da Zuara 2 giorni prima della tragedia. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza il tempo è peggiorato drasticamente, con venti che raggiungevano i 40 km/h. Il sopravvissuto sarebbe stato trasferito dai pescatori in un ospedale in Tunisia. Per gli altri sembra non ci sia più nulla da fare. A Palermo adesso, dove la città vive un periodo di forte instabilità legata alla violenza in strada. Nel periodo delle feste la città ricorre alla vigilanza privata contro la movida violenta. 5 pattuglie di pomeriggio e 6 di notte affiancheranno le forze di polizia, ma è subito polemica, come ci racconta Manlio Viola. Polizia municipale e forze dell'ordine sono insufficienti e la città di Palermo ricorre ai privati per controllare centro e periferie durante le feste. Attraverso un affidamento diretto al gruppo Sicur Transport a partire dal pomeriggio della vigilia di Natale e per l'intero periodo delle festività natalizie fino al 1 gennaio 26 compreso, è in vigore a Palermo un servizio di vigilanza privata in alcune zone strategiche della città. Formalmente si tratta delle aree dove insistono immobili e strutture comunali o installazioni. I controlli scattano con una pattuglia di vigilanza privata in ognuna delle 5 aree sotto controllo stringente, ovvero Zisas Ferracavallo Mondello, Piazza Ungheria Teatro Massimo, Cattedrale Piazza Vittoria, Stazione Centrale Quattro Canti. Nella notte dopo le 20 le pattuglie diventano 6 e si aggiungono le aree di Borgo Nuovo CEP, Piazza Nascea e Via La Lumia, teatro degli ultimi eventi, con una pattuglia che arriverà fino a Via 20 Settembre e Villa Trabia. Per il sindaco si tratta di un intervento tampone per rafforzare controlli e sicurezza nel periodo delle feste, dopo la constatazione dell'insufficienza delle forze disponibili, ma per la consigliera del PD Mariangela Di Gangi si tratta di un insulto alla città, alla prefettura, a questura, forze dell'ordine e polizia municipale, oltre che al consiglio comunale completamente scavalcato, e ancora di una ulteriore conferma della inadeguatezza materiale e culturale di questa amministrazione. Il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Roberto Colletti, ex manager degli ospedali Villa Sofia e civico indagato nell'inchiesta su un comitato d'affari che gestiva nomine, concorsi e appalti nella sanità siciliana, in cui è coinvolto anche l'ex governatore Totò Cuffaro. Oltre alle varie questioni in punto di diritto erano state rappresentate le precarie condizioni di salute di Colletti, che è in pensione da tempo
tempo ed è affetto da gravi patologie che ne rendono molto instabile le condizioni di salute, spiegano i legali. E rimaniamo a Palermo e rimaniamo anche in tema delle festività, perché un messaggio di speranza arriva dall'arcivescovo Lorefice nell'omelia in cattedrale. Basta con l'oppressione e la violenza esplodano la liberazione e la pace. Marco Gula. Dalla lotta al crack all'abbraccio ai genitori di Sara Campanella, di Roberta Siragusa, di Paolo Terranova, segnati dall'atroce e ingiusta morte dei loro figli. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nella messa di Natale in cattedrale vuole mandare un nuovo messaggio di speranza per una città che quest'anno è stata travolta dalla cronaca in diversi episodi. Lorefice nella sua omelia dice grazie per gli abbracci ricevuti allo Zen e a Borgonuovo, nelle scuole dello Sperone e per le vie di Brancaccio e di Ballarò. Grazie ai giovani che si sono indignati e che hanno manifestato pacificamente per l'assurda violenza omicida e distruttiva che si è scatenata in Terra Santa. Deve esplodere anche a Palermo una cultura non dell'oppressione, non della violenza, ma della liberazione e della pace. Tutti ci dobbiamo impegnare, a maggior ragione se siamo cristiani. Una gratitudine a tutti e soprattutto a quei giovani che si sono indignati e hanno manifestato e lo hanno fatto pacificamente. Perché non si può dire no alla violenza con altra violenza, e li ringrazio e continuiamo a far partire dalle nostre labbra e soprattutto dalle labbra del cuore questa parola pace. Diciamolo a tutti e diciamolo a quelli che hanno in mano le sorti della famiglia umana, i grandi di questo mondo che ancora sembrano giocare con la guerra. Dobbiamo ripensare il nostro stare al cuore del Mediterraneo, a maggior ragione per noi che stiamo sulla zattera che è la Sicilia. C'è una sola parola: prima di tutto riconoscere l'altro e accoglierlo, poi tutto il resto. Anche a Catania l'arcivescovo metropolita Renna ha mandato il suo messaggio di auguri e di speranza. Sentiamolo. Ciascuno di noi di fronte ad una festa si mette in una postura che può recepire la bellezza di questo messaggio che ci giunge ogni anno, che fa parte della tradizione cristiana, che tante volte magari abbiamo riempito di consumismo. Un Natale di speranza perché queste ferite a volte sono nelle nostre famiglie, sono nei nostri cuori, sono nella società, in una polarizzazione, di posizioni politiche che a volte diventano esasperate, e poi penso alle tante persone che vivono o malattie o disagi di tipo economico, però il Natale è cosa del cuore di tutti. E nel giorno di festa si fa sentire ancora più forte la solidarietà. Il tradizionale pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio, dedicato alle persone in difficoltà, ha raccolto 700 commensali nella chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania. Tra loro anche l'arcivescovo e l'imam. Sentiamo Emanuela Corsi. Antipasti, pasta al forno, pollo e poi gli immancabili dolci natalizi. Il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio è tutto all'insegna della tradizione. Nella chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania si rinnova l'appuntamento dedicato alle persone più bisognose per dare loro un pasto caldo da condividere con una grande famiglia. Questo appunto è un popolo che noi incontriamo tutto l'anno, sono gli anziani che vivono in istituto, le tante persone sempre di più che finiscono a vivere per strada, la generazione dei 1.000 euro al mese, gli stranieri, i bambini di periferia e altri ancora. La Sicilia sta andando a due velocità: se da una parte la parte medio-alta della società cresce economicamente, i poveri aumentano, oramai questo lo sappiamo. Quest'anno sono oltre 700 i commensali, assieme a loro anche l'arcivescovo Luigi Renna e l'imam di Catania Keita della Fid. Oggi sarà una festa per tutti però. Il Natale è per tutti, il Natale è una storia di piccoli, di poveri, di periferici che raggiungono Betlemme, e chi vuole vivere il Natale non può fare altro che seguire questo popolo che ritroviamo nel presepe, e allora vedere seduti in tanti con gioia a tavola, vedere il vescovo e l'imam, vedere il ricco e il povero che si abbracciano è un po' quello che Francesco d'Assisi immaginava quando ha fatto il presepe vivente. Ecco, un presepe vivente 2.0 potremmo dire. Anche quest'anno gli agenti della Questura di Catania e il Motoclub della Polizia hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Marco di Catania. Lo vedete, per portare un piccolo dono e un sorriso ai bimbi lontani da casa per sottoporsi a cure e
terapie necessarie per la loro salute, ovviamente. A Siracusa invece regali, sorrisi e allegria in uno dei luoghi dove si vivono momenti difficili nei reparti e nelle corsie dell'ospedale Umberto I. Vediamo come con Francesco Loi. Fuori dai fumetti o dalla TV, i supereroi sono qui, dal vivo. Quando entrano nei reparti degli ospedali, chi è ricoverato per qualche minuto dimentica la sofferenza, sorridendo un po'. Qui siamo in pediatria, all'Umberto I di Siracusa. La nostra prima missione è quella di regalare un sorriso ai bambini, ma ovviamente non esistono solamente loro, ci sono anche altre persone. Infatti noi siamo autorizzati ad andare sia in geriatria che in ortopedia a Siracusa, ad Avola e a Lentini. Ma oltre a questo svolgiamo anche svariate missioni, come per esempio siamo stati al Gaslini, siamo stati al San Marco, tutto quello che possiamo e riusciamo a fare per donare un sorriso. Loro sono i superheroes, volontari che hanno una mission in particolare: fare del bene regalando sorrisi, e per farlo bene sono più che preparati. Usufruiamo dell'aiuto di tutti gli psicologi, psicoterapeuti, qualsiasi persona che possa insegnarci qualcosa, e la formazione è appunto questo. Siamo tutti supereroi di qualcuno! E buon Natale! E le feste non sono finite. Per la giornata di domani però si prevede un'allerta gialla in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha diramato un'allerta arancione e gialla in diverse regioni. La nostra isola è interessata appunto a forti piogge, ma sempre in allerta gialla. Si intensificano, sempre rimanendo in tema di festività, i controlli delle forze dell'ordine per il contrasto ai botti illegali. A Catania infatti la polizia, lo vedete, ha sequestrato fuochi d'artificio illegali ad un commerciante cinese senza licenza per vendere il materiale pirotecnico in un centro commerciale a Mister Bianco. Andiamo a Scicli, che si candida a diventare la prima capitale italiana del mare con i suoi 22 chilometri di costa. Punta sulle sue borgate come leva identitaria, ambientale ed economica. Veronica Barbarino. 22 chilometri di costa con scogliere e spiagge, dalla foce del fiume Erminio fino a Punta Pisciotto, passando per Donna Lucata, San Pieri, Cava d'Aliga e Playa Grande, e il mare di Scicli, l'affaccio più lungo della provincia di Ragusa, noto ai molti per aver fatto da sfondo anche alle celebri atmosfere del commissario Montalbano, oggi si candida a prima capitale del mare italiana. L'iniziativa nazionale del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, punta a valorizzare il patrimonio marittimo e a rafforzare l'economia blu, in linea con le strategie europee e con il Piano del Mare 2023-2025. A partire dal 2026, infatti, il comune che otterrà l'ambito riconoscimento riceverà un finanziamento di 1 milione di euro, destinato a progetti di tutela dell'ambito marino, promozione culturale e sviluppo economico sostenibile. Scicli punta quindi sulle sue borgate, simbolo del legame storico e quotidiano tra la città e il mare, dove albe silenziose, barche dei pescatori e orizzonti senza confini raccontano l'anima più autentica del territorio. Con la cantata dei pastori, la musica popolare entra nel Tempio della Lirica, ovvero il Teatro Massimo Bellini di Catania, per un omaggio alla Natività. Vediamo. La novena di Natale si trasforma in un racconto musicale e teatrale che ripercorre i 9 giorni del faticoso viaggio di Maria e San Giuseppe da Nazareth a Betlemme, un cammino simbolico di attesa, fede e speranza nella dimensione di un messaggio di pace e fratellanza attraverso il canto, la musica e la parola. Al Teatro Massimo Bellini di Catania con la cantata dei pastori, progetto artistico di Mario Incudine e i lautari con Antonio Vasta all'interno della stagione concertistica 2025-2026. La musica popolare con il repertorio delle novelle delle pastorali entra nel Tempio della Lirica regalando un momento di ascolto e di condivisione attraverso la memoria, la spiritualità e il racconto collettivo, spiega lo stesso Mario Incudine, voce narrante e regista dello spettacolo.
In scaletta brani del repertorio classico e composizioni originali come Il Cunto di Erode, scritto da Mario Incudine per raccontare la strage degli innocenti. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Torniamo in studio con lo sport. Palermo ancora al lavoro in vista dell'ultima gara del 2025. Sabato al Barbera arriva il Padova e ci sono problemi in difesa per il tecnico Inzaghi, come ci racconta Marco Gullà. Il Palermo chiede a Babbo Natale un regalo posticipato di qualche giorno. Sabato al Barbera arriva il Padova e la formazione di Inzaghi vuole chiudere con una vittoria il 2025 prima della sosta invernale. Il Palermo però rischia di presentarsi alla sfida con il Padova con un reparto difensivo ridotto all'osso. Le condizioni di Pierozzi e Bresischi, entrambi in dubbio e da valutare fino all'ultimo allenamento, tengono in sospeso le scelte di Inzaghi. Un'incertezza che pesa in modo particolare perché si innesta su un quadro già compromesso dalle assenze certe di Bani e di Achitè, fermati dal giudice sportivo dopo la trasferta di Avellino. Rebus di formazione, Inzaghi spera di recuperare quantomeno uno tra Pierozzi e Bresischi e avere quindi maggiore solidità in difesa. Sarà probabilmente l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, da capire se Inzaghi lo schiererà per qualche minuto o se lo lascerà ancora in panchina. Per Brunori si avvicina la Sampdoria. Dopo il match di sabato, il direttore sportivo Carlo Osti accenderà i motori del mercato. Il nome di Matteo Tramoni resta al centro del radar del Palermo, ma la trattativa appare tutt'altro che agevole. L'esterno offensivo del Pisa, reduce dal primo gol in Serie A contro il Cagliari, è uno dei giocatori più appetibili della rosa nerazzurra e un profilo seguito con attenzione anche dal club rosanero, che al momento mantiene un atteggiamento prudente. Il Pisa però chiede circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club rosanero. Il Catania intanto si gode il primo posto in classifica, ma anche la possibilità di crescere ancora nel 2026. Triolo. Il primo posto in classifica non è il solo regalo che il Catania si è fatto sotto l'albero del 2025. Oltre alla fiducia, all'entusiasmo, alla voglia di tornare in altre categorie, perché la Serie C non basta più, come cantano i tifosi della curva, ci sono anche le basi strutturali per quello che dovrà essere il club del futuro. Il riferimento principale a Torre del Grifo, il centro sportivo, nel 2025 è stato acquistato dal Catania di Pelligra e nel 2026 si conta di farlo diventare nuovamente la casa del calcio rosso-azzurro. Un impegno economico importante con uno sguardo al futuro e alle basi di solidità del club che vuole accompagnare la crescita anche sportiva. Quella compete alla squadra. Mimmo Toscana è un gruppo che sta dimostrando, nonostante le assenze, di poter competere ai massimi livelli del campionato, assenze che però dovranno essere colmate in sede di calciomercato e lo sa bene la società, tanto che il direttore sportivo Pastore sta lavorando su più fronti, soprattutto in mediana e in attacco. Ma Toscano conta anche di recuperare qualcuno dei giocatori che nell'ultimo periodo non sono stati nel pieno della condizione. Raimo, Donnarumma e Pieraccini, per esempio, potranno considerarsi dei nuovi acquisti già a gennaio, oltre a quelli che arriveranno. C'è anche Martic tra quelli fermati da infortunio, ma il difensore austriaco è uno dei possibili partenti anche per far posto a qualcun altro nella lista dei possibili tesseramenti. Se ne parlerà dopo le feste. Intanto il Catania si gode il primato e guarda al futuro con la speranza che sia a tinte rosso-azzurre. Giorni di riposo per Trapani e Siracusa, che torneranno in campo il 4 gennaio. Per le due squadre i temi attuali sono le penalizzazioni in classifica e il mercato. Colosi. In casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso del club Granata relativo alla penalizzazione di 8 punti, dopo il nuovo deferimento se ne attendono altrettanti, forse entro l'8 gennaio. A quel punto la classifica del Trapani cambierebbe anche tanto, dall'obiettivo play-off a quello di evitare la retrocessione. La ripresa degli allenamenti è fissata al prossimo 29 dicembre, ma sarà condizionata dal mercato. La società infatti ha stabilito di ridurre il monte ingaggi e alcuni big sono in partenza. Richieste per Canotto, Negro e Ciotti, ma anche Fischnaller e Di Noia. La vittoria del Siracusa nel derby contro il Trapani con il primo clean sheet stagionale è stato un piacevole e intenso intermezzo in una fase complicata in cui i temi principali sono pagamento di stipendi, penalizzazione e calciatori in partenza. La società
società avrebbe versato un acconto delle 2 mensilità senza contributi previdenziali. Al Siracusa potrebbero essere tolti da 4 a 6 punti, vanificando così gli ultimi risultati positivi. Richieste per Alma, Ba, Molina, Parigini e Valente. L'incertezza sul futuro societario, come nel caso del Trapani, potrebbe accelerare le cessioni. Prossimi appuntamenti di campionato il 4 gennaio, Siracusa Salernitana e Trapani Casarano. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, a tra poco. Torniamo in studio per rinnovarvi ancora una volta i nostri migliori auguri di Natale da parte mia, dei tecnici della regia che oggi hanno lavorato qui con me e da parte di tutta la redazione di Antenna Sicilia. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e ancora buon Natale.